largo per tutta l'Europa. La nostra opera piace al Signore. Noi abbiamo mandato innumerevoli donne a rogo con indicibili torture. Le nostre gesta saranno ricordate sempre. Il Signore lo vuole. Noi seguiamo solo la sua volontà. Ben detto, amico mio. Ma aspetta, non senti anche tu questa puzza? Questa piazza nasconde delle streghe! Sì, di sicuro in mezzo c'è qualche strega e noi la scoveremo. Guardate quella donna che volge al di là il suo volto con questo caschetto lussurioso! Lei sorride! Lei non teme l'Inquisizione! Siete forse voi una strega? Guardate, ha due talismani nelle orecchie! Ah! Siete forse una strega? Lei ride con sprezzo dalle nostre facce! Diremo alle guardie di tenerla d'occhio! Molto bene! Facciamo un bel lavoro! Silenzio! Sono alla ricerca di streghe! Io non sono una strega, sono io Allora una tacete! Vabbè, silenzio! Spostatevi! Loro sono le due sorelle che io ho visto con la luna piena parlare con i lupi! Voi cercavate la mandragola, erba del demonio del bosco, al terrore della luna! Cosa state parlando? Dico sempre il vero! Guardie, prelevatele tutte e Anche due! con le due contate! E voi armati di Campoligure, date una mano a vostro Signore! Guarda che cerca di Molto bene! Verbale, viscida creatura iniziale! Direi che abbiamo del lavoro questa sera! Vero? Guardie! Riuscite a interessare le due donne? Silenzio! Se sterzi che pago! Iniziamo con la prima strega, grazie. Lei, qui, Non voglio vai in catene! Non voglio che faccia Qual è il vostro nome, creatura di Satana? Iniziamo bene! Qual è il vostro nome? Bene Laura! Stai attenta a quello che stai per pronunziare. Dichiarati strega dinanzi a tutti! Non sono innocente! Non sono una strega! Sprenger, io ho visto questa donna brandire armi, brandire degli archi. Soltanto i cavalieri e gli uomini di Dio brandiscono le armi, non delle donne. Menzogne! Io non ho bandito nessun altro! Ah, lei mente, è fiato malvagio, dite. Vi farò la domanda, ma prima, voi guardie, tirate le corde! Sono innocente! Non sono una strega! Tirate, guardie, tirate. Se ci credi! Tutti confessano davanti a noi.
propongo il catino dell'acqua. Tutti hanno parlato con Catino. La prego, spiegate in cosa consiste. Il catino dell'acqua non è altro che un catino con dell'acqua. La strega presunta verrà immersa nell'acqua con la testa. Se la strega sopravviverà, vuol dire che sarà aiutata dal demonio. E se invece muore, vorrà dire che è una donna normale e la sua anima andrà in paradiso. Vogliamo procedere? Bella fregatura. Fermi tutti! Fermate questo scempio! E voi chi siete, buffone? Emissario del vescovo di Casanova e parlo in suo nome. Fermate immediatamente. Voi state abusando del vostro potere. Per fare cose che non fate. Fermatevi immediatamente. Voi non Se non volete andare parlando, voi non lo sapete. Io sono Kramer, grande inquisitore! Qual è il vostro potere, stupida bestia, divorata da Dio? Quindi voi siete sono il vescovo, sono Dio del potere. Io sono il braccio di Dio! Guarda, io sono superiore alla legge! Non finirà qui, non finirà. Subito! E prendete no, ma non un uomo che ha distratti. Procediamo con questa. Procediamo con lei. Avanti, qui! In ginocchio davanti al pubblico. Confessa subito perché non abbiamo tempo da perdere. E vai dalla Dicono tutti e così. Guarda! E vai dalla Voi siete forse il suo concubino? Voi che prove avete per dire che lei non è una strega? Guardate che capelli lussuriosi! Come si veste questa contadina? Io sono un uomo! In un medioevo portavamo i capelli lunghi! Donna schiava, zitta e là! Allora, Lo diremo 2 sole volte. La prima, giusto per capire che non stiamo scherzando. La seconda sarà quella decisiva. qual è il vostro nome? Non è un nome da strega! Io non sono una strega! Taci! Voglio sapere il tuo nome! Non ce l'ho un nome! Non ha un nome! Impossibile! Al cospetto di Dio direte il vostro nome, strega! Sono innocente! Sì, tutti dicono così. Io lo sono! Guardi, tirate le prende! Tirate! Sono innocente! Adesso confessate! Io sono innocente! Tirate più forte! Di più! È tutto qui quello che sapete fare? Allora tira, stupida bestia, tira! Tirate più forte! Raga, ce la facciamo con questa donna! Non patisce! Confessa! Donna! Sei una strega o no? Confessa! Peccato questa creatura! Guardi, portatela via! Questo visino non rimarrà innocente per molto! Non ci scappano, Kramer, non ci scappano! E becchiamo tutti! È proprio così! Cadono tutti sotto i colpi dell'Inquisizione! Ed ora, finalmente, possiamo procedere con la tortura preferita. La tortura dell'acqua! Qual è il vostro nome, strega? Parlate! Ah, popolo di Campoligure! Lei si fa beffe della legge! Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Lei si prende in giro! Silenzio!
Qual è il tuo nome, stupida strega? Guardi, restiamo nella memoria! Giù, ferma! Libertà! Sprenger, qual è il vostro nome? Brava! Lei è donna Franchetta, io la conosco! Sì, l'abbiamo già vista! Sì, prepara intrugli! Lei è un erborista! Sì! E si accompagna con gatti neri! Sì! Tu! Devi confessare! Tu! Vediamo adesso se avrà ancora fiato! La nostra Signora Gesù Cristo mi ha dato, vi chiedo, siete forse voi con questo sguardo una strega? Grave! Basta! Sarà processata in nome di Dio adesso! Guardia, avete voi la sacra pergamena? Amali estremi, estremi dov'è? Non fatela a me! Silenzio! Ha detto silenzio! In nome di Dio, amen! Verdetto di condanna corporale, dato e ratificato, sentenziato e reso di pubblica ragione di fronte al popolo di Campo Ligure. Io, sottoscritto dal magnifico e potente Sprenger e dal noto inseparabile figlio della fede Kramer, onorabile capitano e conservatore della pace. Scritto, letto e reso di pubblica ragione da me, grande inquisitore e pubblico notaro. In questa requisitoria si è formalmente proceduto contro questa donna, universalmente tenuta e conosciuta secondo lo spirito degli statuti di Genova Superba e di Campo Ligure come donna mondace, donna di cattivi costumi, per vita e malaffare, pubblica incantatrice, fattucchiera, autrice di sortilegi e infine strega! No! Oh! Dinanzi a noi e a Dio! Giù! Ebbene, Sprenger, Kramer, io la condanno a morte e verrà trapassata a fil di spada.
Ebbene, il grande inquisitore, per quanto mosso da falsi ideali, condannò colei che era davvero una strega. Ma oramai era troppo tardi. Lei aveva stretto un nefasto patto con il maligno, ed ora il diavolo era in lei, libero di spargere il suo seme malefico per tutto il mondo. Kramer, credendo di essere invincibile, assuefatto dal potere, mise in gioco la sua anima in un duello contro l'emissario del vescovo, impossessato dal potere di Lucifero. Combatti! Con chi? Uomo di parole, dai! Nessuna delle giustiziatori, come dai! È felice il piccolo inquisitore, in compagnia del fedele compagno di fede. Insieme sono felici come un bambino che crede di proteggersi dal mostro sotto il letto con una semplice spada di legno. La fede mal riposta di questi uomini senza Dio li hanno portati a credere che il vil metallo bastasse ad aver ragione del diavolo in persona, e mai errore fu più fatale. L'emissario, forte del potere del maligno, si rialzò. Io sono vivo! E con un tocco alzò le guardie una contro l'altra, facendo sfociare una vera e propria ordalia. Voi non potete contro di me! I due inquisitori si guardano increduli fino a che le guardie si aizzano contro di loro, uccidendolo. Quanto mi piace sta cosa! Le streghe sono libere. Lucifero, il signore di tutto il male, il re incontrastato degli inferi, ha fatto uccidere tutti gli inquisitori più potenti della storia, con il suo potere. È appena iniziata l'era oscura dell'Inquisizione, che causò il massacro di migliaia di innocenti ingiustamente condannati nel nome del Signore, ma in realtà trucidati per volere e scherno del suo più acerrimo nemico. E voi, da che parte state?
Show e i fratelli d'arma. Le streghe Simona, Serena e Laura. No, tanto insieme non è un segreto, ha un vaccino normale. Cazzo. Che se gli parte la spada. Qualcosa mi dice 14, questo non lo sa fare. Tu che dici? Ma se sbaglio non si fanno male, C'è poco da scherzare. Qua sono specializzati nel fuoco, l'hanno fatto anche l'altra volta alla terra. Ah sì? Che figata! E la ragazza con le sfere di fuoco, bravissima!